Un terremoto politico-giudiziario, quello dello scandalo del Mose, con gli arresti, colpi di scena, notizie che si susseguono, si accavallano dopo l'inchiesta della magistratura, della procura veneziana e delle Fiamme Gialle. Con noi oggi a Focus, e lo ringrazio per essere qui, il Presidente del Veneto Luca Zaia. Buonasera. Buonasera Buonasera Presidente. Allora, mettiamo subito i piedi nel piatto e diciamo che sono in molti a dire ma Zaia non poteva non sapere, no? L'arresto di Chisso, la richiesta di arresto di Galan. Zaia era stato presidente della stessa regione, era vicepresidente con Galan. Come fa a non sapere quello che stava accadendo? Beh, guardi, penso che siano i soliti spericolati senza vergogna che non sanno più cosa dire. Beh, diciamo innanzitutto che io sono presidente dal marzo 2010, fine marzo 2010, primi di aprile. Sono 4 anni che sono presidente. Penso che la mia amministrazione abbia dimostrato in questi 4 anni che rigore, legalità e severità siano state una costante. Le faccio un esempio: il sottoscritto ha firmato, penso, almeno l'inoltro di un centinaio di esposti in procura, alcuni dei quali hanno dato origine a delle indagini. Penso ai bolli auto, no? Quando è venuta fuori la vicenda dei bolli auto, per i quali ci sono stati anche degli arresti, subito tutti addosso a Zaia. Ma Zaia non poteva non sapere. Beh sì, io avevo fatto anche la denuncia. Fermo restando che sulla partita del Mose non ho fatto nessuna denuncia, perché non sapevo nulla. Ma perché non sapevo nulla? Lo dicono i magistrati. Basterebbe, invece di aprire la bocca per dare aria ai denti, la lingua e a tutte le strutture anatomiche della bocca, se chi parla leggesse le 800 pagine dei magistrati capirebbe molte cose. Ad esempio, i magistrati dicono che questo sistema... Allora, premettiamo che qui non si celebrano i processi. Certo. Lo voglio dire come premessa a questa mia intervista. Ho accettato di farla, ma io non ho nessuna intenzione di partecipare alla celebrazione di processi pubblici. I processi li fanno i tribunali, i magistrati nei tribunali. Quindi, premesso che se fosse dimostrata l'ipotesi accusatoria di quelle 800 pagine, i magistrati che hanno fatto un lavoro eccezionale, puntiglioso, fatto bene, rispettoso anche, perché sono riusciti, a differenza di altre procure, a non mandare nei giornali pezzi di indagini nei 5 anni. Bene, i magistrati hanno iniziato nel 2009 a fare questa indagine. E ci dicono cosa? Ci dicono che il sistema esisteva dagli anni 90. Io negli anni 90 andavo a scuola, se qualcuno non lo sa, andavo a scuola, non facevo attività politica, o meglio, ho iniziato nel 95, ma dalla provincia. E dico che dagli anni 90 c'era questo sistema, lo scrivono i magistrati, e come si fa a non sapere? Semplice, i magistrati stessi ci hanno messo 5 anni a chiudere un'inchiesta e hanno utilizzato intercettazioni, interrogatori, pedinamenti, microspie, rogatori internazionali, accordi con altri paesi per verificare conti correnti in Svizzera piuttosto che a San Marino e ad altre parti. Allora, capiamoci, ognuno fa il suo lavoro, cioè non è che io ho la possibilità. Se io fossi un presidente con competenza anche su tutto quello che è la magistratura, allora uno potrebbe dire ma io non è che posso sapere, e non posso neanche sapere cosa stanno facendo i miei dipendenti in questo momento. La regione ha 94.000 dipendenti e dico che allora tu imponi rigore. Questa è un'amministrazione non solo che ha fatto denunce, ad esempio da quando ci sono io i bandi di gara e le commissioni di gara non vengono più in giunta, quindi ho tolto anche quell'ultimo lembo di discrezionalità. Quindi se ci fosse un problema in qualche gara si va direttamente dal dirigente e dice ma scusa, ma tu perché ti sei prestato a nominare questa persona e ne viene fuori che non era una persona da nominare? Guarda, il rigore c'è, ma c'è anche un'altra cosa da dire, che oltre ai tempi, perché i magistrati hanno lavorato 5 anni, e oltre agli interrogatori, perché hanno fatto gli interrogatori, vorrei ricordare che i magistrati in questa inchiesta ci mettono, oltre a una serie di prove documentali e verifiche, intercettazioni e quant'altro, ci mettono anche 3 interrogatori importanti: quello della signora Minotillo, della dottoressa Minotillo, quello dell'ingegner Mazzacurati e quello dell'ingegner Baita.
cose che un comune mortale non può fare. Non è che tu puoi andare a prendere uno, metterlo in carcere 5-6 mesi e poi dirgli o parli o resti in carcere, fa queste robe qua. Noi non le possiamo fare. Senta Presidente, tra l'altro ecco, dai verbali risulta che lei... Ma scusi, mi lasci anche dire una roba perché un po' mi incavolo. Siccome sono tutti che dicono ma si sapeva tutto, ma perché non sono andati a denunciare in procura se tutti sapevano tutto? Ma perché nessuno è andato a denunciare queste robe? E perché l'unico che comunque quando c'era da fare una denuncia sono stato io? Questo mi dovrebbero spiegare. Tutti i premi Nobel, tutti i primi della classe, ma dove sono quelli che sapevano tutto? Che qui ogni giorno ne viene fuori che si telefonavano, parlavano, eccetera. E poi diciamolo fino in fondo. Qualcuno si chiede, ma se fosse vero quello che dice l'accusa, facevano di tutto. Grazie, sì, facevano di tutto, ma ci dimentichiamo una cosa, che quando tu metti in carcere e accusi il numero 2 della Guardia di Finanza, i magistrati di diversi tribunali, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, TAR, cioè nel senso che metti in discussione la loro attività in questa inchiesta, i servizi segreti, gli alti funzionari dello Stato. Insomma era un bel cupolone. Era una cupola. Io mi chiedo, cioè Zaia non poteva non sapere cosa, ma guardi, vuole che gliela dico fino in fondo? Beh, qualche sospetto l'avrà avuto, no? Guardi, vuole che gliela dico fino in fondo? I sospetti si traducono in denuncia. Se io avessi avuto un sospetto avrei fatto una denuncia. Io le dico, poniamoci un'altra questione. Un amministratore onesto, che vuole comportarsi onestamente, alla luce di un'inchiesta come questa, io lo chiedo pubblicamente, con chi può parlare? Se la finanza me la mettono in galera, se i magistrati me li mettono in galera, se i servizi segreti li vanno a perquisire. Beh, la Procura della Repubblica, no? La Procura della Repubblica. Però lei capisce che questi magistrati hanno fatto un grande lavoro, soprattutto perché sono riusciti a entrare nei gangli, lasci perdere la politica cioè, è come andare a sparare sulla Croce Rossa, no? Ma nei gangli delle grandi istituzioni dello Stato. Quando si leggono le interviste nei giornali e si legge che tutti comunque erano pagati, a tutti i livelli, perché questo si legge in questi giorni nei giornali, ne viene fuori che arrendetevi, siete circondati, cioè questo che debbono dire a noi amministratori. E i cittadini queste cose le debbono sapere. E questo grave quello che è accaduto. Io direi che forse si rischia che quelli qua locali erano anche, posso dire, quattro sfigati, lo posso dire, perché i capocci erano da tutt'altra parte, almeno leggendo le carte. Il che non vuol dire che si giustificano i locali, perché se uno è ladro che rubi una lira, che ne rubi 1 milione. Però il tema è che qui c'era una macchina che funzionava dagli anni 90, quindi è anche sbagliato dire è una seconda Tangentopoli. No, leggete le carte, perché se è vero quello che dicono i giudici, questi non si sono mai fermati. Cioè dalla prima Tangentopoli, questi non hanno fatto neanche una settimana di vacanze, ci hanno continuato. Beh, questo vale il mea culpa. Scusi lo sfogo, ma al di là di tutta sta cupola mi sono dimenticato un'altra parte, che poi c'è anche la Chiesa di mezzo. Cioè tutti li hanno presi dentro. Sì. Ha ragione il patriarca che dice dobbiamo fare un atto di coscienza. Ha ragione il patriarca quando lo dice. Però io mi chiedo, ma se nessuno avesse scoperto il pentolone, il Mona chi era? Io, che era quello che isolavo la regione, che non andava alle cene, che mandava direttive per tutto, ma questo qui non si assume la responsabilità di decidere di fare il delinquente? No, decisamente. Mi fa piacere che nelle intercettazioni ne viene fuori che Zaia era un problema. No, infatti, stavo dicendo prima, dai verbali risulta, lo dice la Minutillo, lo dice anche per Giorgio Baita, che fino a quando c'è stato Galan, che insomma a questo punto si potrebbe dire, guarda caso voleva restare presidente del Veneto ancora più a lungo, no? Quindi continuare il suo regno, e si capisce anche perché a questo punto, dai verbali risulta che lei rappresentava un ostacolo, cioè il guastafeste Zaia, questo viene fuori, no? Sì, ne viene fuori questa figura. Le dirò che è fondamentale ricordare che queste sono ipotesi accusatorie che debbono trovare riscontro poi a livello del giudizio, per cui io non entro nei particolari delle singole posizioni. In tutta sincerità ho fiducia nella magistratura e con altrettanta sincerità spero che ognuno possa chiarire la propria posizione, nell'interesse personale, della propria famiglia, ma in particolar modo dei veneti che hanno diritto a sapere. Però è altrettanto vero che in tutta questa partita, e la ringrazio per averlo ricordato,
e non è voler qui a far finta di essere il martire, non sono un martire assolutamente e non voglio neanche venire qua a fare discorsi moralisti, però mi fa piacere che almeno, cavoli, ne venga fuori che se da un lato all'Expo dicono dobbiamo far fuori Zaia perché questo in Veneto non va bene, dall'altro ho visto che anche in Veneto non ero molto simpatico. Se poi i cittadini non capiscono che questo ruolo è un ruolo di garanzia, per carità facciano quello che vogliono, però il vero tema è questo, cioè quando si leggono alcune dichiarazioni che dice vabbè la storia era cambiata da quando è arrivato Zaia, perché? Ma non perché io sapessi e non facessi fare, perché ho messo in piedi tutto un sistema di, come si può dire, di attività amministrative che mi contraddistinguono perché le porto come linea amministrativa, che evidentemente hanno un po' cambiato i giochi, perché comunque era più difficile a fare cose che fino magari al giorno prima erano, nella legalità erano più facili, no? Certo, Presidente, comunque adesso l'affare si ingrossa, l'inchiesta va avanti, ogni giorno c'è qualche novità, si dice anche, ed è uscito un numero dell'Espresso davvero molto duro nei confronti anche della Lega, che poi l'inchiesta potrebbe arrivare alla sanità e ai trasporti. Lei si sente di dire che anche su quei settori non avrete problemi? Perché in effetti guardi, personalmente le posso dire che possono fare tutte le indagini che vogliono e sfido chiunque a trovare i miei coinvolgimenti. Visto e considerato che io parto sempre da un presupposto, che se c'è una gara, ed è quello che spesso gli imprenditori non capiscono, perché è un po' un fatto, me lo lasci dire, anche un po' di virilità, no? Non sei un bravo amministratore se non fai la cena per parlare di lavori, le strategie. Io invece dico, se c'è una gara, c'è un bando, tu partecipi, se sei bravo lo vinci, se non sei bravo non lo vinci. È inutile che tu mi venga a dire ma tanto è tutto pilotato, se sei convinto che è tutto pilotato vai in procura e fai una denuncia, ma venire a parlare con me della gara non serve, perché la gara non è che parlando con me, guardi ci sono imprenditori che hanno il malcostume di entrare negli enti e dire vorrei presentarmi per una gara, sono persona gradita, ma questa è una domanda che a me mi fa imbestialire, ma cosa vuol dire? Ti dà il segno di qual è il sistema, ma il sistema è marcio nella politica e anche in marcio nell'imprenditoria che fa queste robe. E quindi gli industriali, le associazioni di categoria, visto che siamo nel momento delle assemblee, dovrebbero passare dai proclami ai fatti, perché quando tu hai un tuo iscritto che corrompe, lo butti fuori a calci nel culo dall'associazione. Io quando mi hanno arrestato i 3 dirigenti, li ho subito sospesi con un provvedimento. Invece abbiamo le belle dichiarazioni, no? Ho visto Squinzi che ha dichiarato che ci saranno, che debbono uscire, però a me non risulta che ce n'è uno solo che ha fatto queste cose. Il rappresentante degli industriali, non mi ricordo di che sezione, della Sicilia, che adesso penso sia scortato a vita per quello che ha fatto. E io dico, se è vero che vogliamo pulizia, partiamo dal presupposto che esistono i corrotti e i corruttori. Entrambi dobbiamo eliminarli. Ma eliminarli non fisicamente, per carità, eliminarli nel senso che debbono essere messi ai lati. Allora, se il pubblico amministratore è un corrotto, lo si interdice dai pubblici uffici a vita. A me sembra il minimo, no? Non puoi mandare un fallito a dirigere un'azienda per farla fallire ancora. E chi ha corrotto, che ha gestito la sua azienda in un ambiente di economia drogata, perché quando tu paghi vuol dire che fai fuori i tuoi colleghi, mi chiedo come mai le associazioni di categoria non abbiano già in maniera prudenziale sospeso tutte queste aziende. Allora, è lo stesso discorso che ha fatto Matteo Renzi all'inizio di queste indagini, poi per ora non risulta che abbia preso provvedimenti nei confronti del sindaco Orsoni, che sono stati revocati gli arresti domiciliari ma con un patteggiamento di 4 mesi, quindi significa che c'è un'ammissione di un reato, perché non è che puoi patteggiare se non confessi di averlo commesso, no? Quindi anche lì dalle parole bisogna vedere se poi... Però volevo, tornare a un fatto, sistema Venezia, no? Chiamiamolo sistema Mose o sistema Venezia. Il mammellone era a disposizione di tutti, allora quando il CIPE deliberava, come oggi hanno raccontato i giornali, 230 milioni, l'ingegner Mazzacurati riceveva telefonata di Orsoni, c'è qualcosa per me? Poi Paolo Baratta, un altro della serie Avanti i Giovani, no? È lì da 40 anni e rimane lì come è rimasto lì Cacciari, come è rimasto lì Costa
si spostano alle poltrone, ma sono sempre loro. Anche lui chiama Mazzacurati e dice scusi, ma per noi per la piattaforma offshore non c'è niente. Quindi voglio dire, Mazzacurati rassicura, sì, vediamo qua e là. Allora voglio dire, questo lo sapevamo tutti, anche i giornali, no? Anche i giornali che fanno anche delle inchieste spesso timide e inadeguate, ma perché non hanno gli strumenti per fare anche delle denunce documentate, perché altrimenti lei sa benissimo che sono querele che volano. Però voglio dire, questo sistema Mose è possibile che sia durato 30 anni? Guardi direttore, innanzitutto mi lasci dire una cosa, ne approfitto per questa sua domanda. Spieghiamo che cos'è il Mose, perché visto e considerato che la possibilità davanti a una telecamera e quindi a parlare ai veneti, cioè, innanzitutto stiamo parlando di un'opera che non è della regione. Sembrerà strano, no? Perché è passato il concetto, questa è un'opera, non è un'opera della regione, la regione non fa i progetti, non la finanzia, non decide, cioè questo deve essere chiaro, è un'opera dello Stato, affidata non con una gara ma con una concessione ormai che va avanti da una vita a un consorzio di aziende, punto. Punto. Prova ne sia che i magistrati dicono sì, vabbè, i politici locali in questo sistema di oleatura, cioè anche quelle porte erano oleate, però prova ne sia che il grosso della fetta degli indagati sono tutti nazionali. Lo dico perché sta passando il concetto che il Mose è un'opera della regione e la regione si faceva pagare per fare il Mose. No, il concessionario unico. Se è vero quello che dicono i magistrati, c'è qualcuno che ha preso i soldi, tipo funzionari o altro in regione, ma non per autorizzare l'opera, per partite relative a questa opera, so qualche commissione eccetera, perché l'opera è un'opera statale, dello Stato. È bene che lo diciamo questo aspetto. Poi lei dice la sanità, questa storia, mi diceva giustamente cosa accadrà, io non glielo so dire, dico semplicemente che noi stiamo da qualche anno vagliando tutto il tema della sanità, è un tema che mi inquieta non poco. Tant'è vero che l'ospedale di Padova lei ha detto non lo facciamo più. Guardi, io all'ospedale di Padova, per non saperne leggere né scrivere, ho attuato talmente tanta prudenza che ho fatto delle cose che i giornalisti, come al solito, non hanno evidenziato, no? Me lo lasci dire. Lei è un giornalista, però non ha tutti bravi colleghi. Sono arrivato in regione e ho annullato il project financing che c'era prima. Io ho annullato, ho azzerato tutta la procedura. Ho detto ripartiamo in maniera... Quante volte ho detto nelle interviste si va con calma perché io non voglio trasformare questo ospedale in avvisi di garanzia. Vi risulta che qualcuno mi abbia chiamato in causa? Anzi, ero il problema per l'ospedale. Perché se io non facevo la procedura come magari saremmo già dentro quelle ruspe, no? Certo. E allora anche lì i veneti, Zaia è lento a fare le robe, sì, lento a fare le robe, però adesso ti fa piacere vedere che non ti hanno portato via 600, lì c'è una gara da 650 milioni, sì, non da poco. E non a caso Mantovani, Mazzacurati a quello puntavano. Ma lì ho scoperto che di grandi moralizzatori, tipo, me lo lasci dire, ne cito uno solo, Zanonato, che è un po', come si può dire, la mia ombra, che mi ha fatto sempre... Ho visto che facevano cene alle calandre per discutere dell'ospedale, ma io mi chiedo, no? Non so se i giudici gliel'hanno mai chiesto, ma voi vi trovavate a cena per discutere dell'ospedale della regione, a che titolo? Con Pio Savioli, Ruscitti, insomma tutti i personaggi. A che titolo? Con gente indagata, con gente arrestata, a che titolo? Cioè, io faccio una cena con gente che ha ovvi problemi per discutere del progetto della casa del mio vicino di casa. Ma scusa, ma non è vicino di casa che si fa la casa? No, ma noi ci incontriamo per decidere come fargli fare la casa, a chi fargli fare i lavori. No, ma scusa, ma è lui che è il padrone di casa deciderà. Meglio non fare cene, come dice lei, no? Meglio evitarle le Guardi, cene. io le cene non ci sono mai andato, vedo che è pagata sta roba. Però anche qui i veneti e molti commentatori, non i veneti miei, il mio popolo, molti commentatori, Zaia, Isola, la Regione, quando io dissi se qualcuno vuole parlare con me viene in ufficio. Questa è la dimostrazione, no? Che in ufficio da me non veniva nessuno, perché andavano da altre parti. Adesso stiamo capendo, giorno dopo giorno, dove c'erano i ritrovi, no? I ritrovi per fare strategie e per fare anche porcherie a volte, no? Però la barra dritta l'ho tenuta io. Quindi dico, sulla sanità non le so dire, io so solo che la Corte dei Conti l'anno scorso, in udienza pubblica,
per il giudizio di parificazione del bilancio della Regione ho fatto una denuncia, che ho fatto 1000 volte nei giornali, ho detto guardate che abbiamo progetti di finanza negli ospedali che costano troppo, cioè io non posso pagare costi finanziari del 10, 11, 12%, perché chiunque se fa un mutuo in banca oggi pagherà il 2-3% di mutuo, no? Si sappia che la Regione su alcuni virgolette mutui, progetti di finanza, paga il 12-13%. Per me sono milioni di euro, 20, 30, 40, 50 milioni di euro in più all'anno. Quindi io spero si faccia chiarezza fino in fondo. Pedemontana è tranquillo, sulla Pedemontana non ci possono essere Guardi, problemi. le dirò anche una cosa, le carte, anche l'altra roba, qualcuno sta facendo passare l'idea che l'indagine è fatta ad uso e consumo di malaffare avvenuto dal 2010 ad oggi. Le ho già detto prima che parte dagli anni 90, ma di progetti di finanza approvati dalla mia giunta non ce ne sono. Cioè tutto quello che noi abbiamo approvato sono state la chiusura di pratiche iniziate nel 2006, nel 2007, nel 2009, cioè pratiche che ormai sono arrivate alla fine, che se non fossero state approvate per tutte le firme che avevano, per tutti i pareri che avevano, cioè, ci chiamavano in causa per i danni. Prova ne sia che nessun magistrato ha avuto modo di contestare la procedura. Contestano eventuali accordi che altri hanno fatto da altre parti. Però lei capisce, io non è che posso sapere quando mi arriva la siringa, il camion di siringhe in ospedale comprato, se quello che lei ha comprato e si è messo d'accordo con quello che l'ha venduta si fa dare un centesimo a siringa. Il giudice dirà la procedura è stata regolare, questi qua sono due banditi che si sono messi d'accordo. Cioè la Regione ha 94.000 dipendenti, vorrei ricordarlo questo. Presidente, i suoi rapporti con Galan non sono mai stati idilliaci, però lei è stato appunto, dicevamo, vicepresidente. No, io sono stato corretto perché non ho mai replicato all'allora ministro Galan, prima presidente Galan, perché consideravo attacchi gratuiti e anche un po' supponenti, e del resto poi vedendo cosa viene fuori da sto vaso di Pandora forse penso che se l'hai spiegato. Cioè, che forse qualche giustificazione Senta, c'è. ma a lei sembra possibile che, stando alle accuse, Galan avrebbe 50 milioni di conti esteri, rapporti con una società che eroga il gas in Indonesia, immobili, barche, che si sia fatto rifare la villa di Cinto Euganeo, sempre a spese del consorzio? Guardi, è possibile, vuol dire, anche lì, dico, ma non è imbarazzante anche per lei aver fatto il vicepresidente con un presidente così? Guardi, io sempre che queste accuse siano... Le dico questo, stiamo parlando dell'impianto accusatorio, è giusto che Galan, e glielo dice uno che non ha un rapporto di amicizia con Galan, certo, quindi sono titolato a dirlo, abbia diritto come tutti i cittadini indagati a chiarire la propria posizione e a chiarirla fino in fondo, punto. E quindi non mi permetto di fare commenti, dico semplicemente che la sua situazione come quella dei 35 coinvolti da questa vicenda o da quelli che rimarranno in questa vicenda, qualora fosse confermata nell'ultimo livello e grado di giudizio, quindi definitivamente, se fosse confermata sarebbe inquietante. Inquietante perché sembra la trama di un film che tu riesci a vedere solo al cinema, invece qua ne viene fuori che alti esponenti delle forze di polizia erano coinvolti, c'era tutto un sistema. Non lo so, guardi, io non faccio il magistrato, mi basta pensare che dobbiamo lavorare per i veneti e cercare di uscire da questa fase che è negativa. Senta, io penso che l'ingegnere Mazzacurati, che ha più di 80 anni, avesse proprio come obiettivo di vita quello di realizzare questa grande opera, no? Lui costasse quel che costasse, lui era deciso a portarla a termine, adesso i lavori sono mi pare all'85%, no? Però di fatto c'era un uso privato di risorse pubbliche, perché qui salta fuori un sistema anche familiare dove la signora Mazzacurati chiamava il consorzio e diceva scusate ho un problema con una perdita d'acqua, scusa dobbiamo spostare l'inserviente filippino, allora ci pensa il consorzio, cioè il consorzio era una sua dépendance praticamente, no? E anche nell'acquisto di un appartamento a Roma in Piazza di Spagna si pensano i magistrati che siano state usate risorse del consorzio. Quindi cioè, a un certo punto lo Stato ha delegato un gestore unico a fare quel che gli pareva. Cioè, quando tu lasci lì una persona per 30 anni si sente autorizzato a fare quel che gli pare, sì, no? Con tutte le conseguenze del caso. Dice bene i 30 anni, diciamo che questa appunto, ripetiamo, un'opera dello Stato, non della Regione, una concessione
a un consorzio di imprese, quindi un gruppo di imprese, il cui presidente di questo gruppo era il Mazzacurati. Dico delle banalità, ma la signora Maria che è a casa che ci ascolta, giustamente, per fortuna, non sa che cos'è tutto sto marchingegno, perché non è che un cittadino, io stesso l'ho imparato facendo il presidente della regione, prima leggevo gli articoli, anch'io come tutti, sui giornali, e quindi si capisce che è un'opera dello Stato, miliardi di euro saranno stati erogati, 4-5 miliardi ormai di euro, 5, sì. Ed è un'opera che parte dalla notte dei tempi. Anche qui, che ruolo ha avuto il Presidente della Regione, cioè il sottoscritto, negli ultimi 4 anni, cioè gli anni della mia presidenza? Zero. Perché quando io sono arrivato l'opera era tutta decisa, quasi tutta finanziata e quasi tutta realizzata. Prova ne sia che si parla dell'inaugurazione per il 2016. Lì c'è un sistema che andava avanti. Allora è inutile oggi stracciarsi le vesti e tutti dicono ma si sapeva, non si va. La verità è che a Venezia quello era il giro della gente che contava. Senta, il presidente industriale Zuccato ha detto, visitando il Mose l'altro ieri, dice bisogna terminarlo, però ammesso che lo si debba terminare e i veneziani, io credo quelli che vanno sott'acqua sperano comunque che venga terminato, poi se funziona, però poi si resetta tutto, voglio dire, sto consorzio così com'è, con gli attuali dirigenti che sono emanazione poi del consorzio precedente. Cioè, resettare e partire. Ma guarda, il consorzio non è una roba mia. No, ho capito, però voglio dire, un suo parere su questo. Ma io penso che c'è un'intervista, non ricordo male, di qualche giorno fa dell'ingegner Baita, se non è un'intervista sono stralci del suo interrogatorio, e se non ho letto male, e quindi ci metto il se, ma penso proprio di non aver letto male, dice che fino al 2008 ci inventavamo i lavori, è vera questa frase? È verissimo. Cioè vuol dire che fino al 2008 i finanziamenti arrivavano, infatti lui dice... Ed erano in eccesso. Dice avevamo finanziamenti per cui facevamo barene, cioè facevamo isolotti, massicciate, eccetera. Tanto per giustificare la loro presenza. È inquietante. No? Però... Scusi, è Baita che dice ci sono 22 dirigenti strapagati e 227 dipendenti che non si sa bene cosa facciano. Questo lo dice Baita. Sì, cioè, allora... Poi magari se uno si fa dare anche i nomi dei dipendenti o degli strapagati, magari viene fuori che sono i parenti, gli amici, il giro. Come no? Però queste robe qua, io guardi, penso che abbiamo dei procuratori che hanno dimostrato di avere le palle, lo possiamo dire. No? Accidenti. No. Ancilotto, Stefano Buccini. Sì, quando io leggo nei giornali che si portavano a casa il dottor Ancilotto, il dottor Buccini e il dottor Nordio, si portavano, e non dimentichiamoci il signor procuratore, il dottor Del Pino, che si portavano a casa i fascicoli, e quando leggo l'intervista del colonnello Nisi, che è l'uomo assieme a loro della Guardia di Finanza, che è l'uomo che poi è andato ad arrestare il suo capo, cioè non dimentichiamoci, ha fatto arrestare il suo capo, dice a un certo punto dell'inchiesta mi guardavo allo specchio e non mi fidavo più neanche di me stesso. Cioè, immaginate in che contesto lavoravano, perché è ovvio che quando si muove l'inchiesta tutti i capocce a livello nazionale si saranno mossi per bloccarla. Certo. E questi, posso dirlo, questi 2 ragazzi più gli altri magistrati e il Nisis, tutti sotto i 50 anni, hanno comunque in silenzio portato avanti l'inchiesta. Questo è un fatto nuovo, no? Si parla qualcuno mi ha chiesto, forse un giornalista straniero, forse tedesco, mi ha chiesto cosa penso di questa inchiesta. Io ho detto, guardi, io lo considero un Big Bang. Perché un Big Bang? Perché è come il muro di Berlino, tutti lo guardavano, tutti sapevano che doveva essere abbattuto, ma nessuno ci è riuscito. Poi una notte, il 9 novembre del 1989, dei ragazzotti di 20 anni sono saliti sul muro e quella notte è caduto il muro di Berlino. È accaduto questo. Certo. È una congiuntura astrale positiva. Quante volte abbiamo sentito dire o abbiamo detto noi non cambierà mai nulla? Io adesso dico, adesso che c'è il cambiamento, lo vogliamo apprezzare o alla fine qualcuno metterà in galera i magistrati, quelli buoni? Perché non vorrei che alla fine avessero colpa quelli che fanno le indagini. Cioè ormai siamo rotti a tutte le esperienze, può accadere di tutto. Senta Presidente, allora Orsoni non si dimette, ovviamente c'è un putiferio in Consiglio Comunale, la minoranza chiede le dimissioni, ma volevo leggerle un passaggio delle motivazioni che hanno portato, ed è un documento firmato dal procuratore Del Pino, da Nordio, dai 3 magistrati, più dal GIP e anche dal GIP Scaramuzza, riguardo al passaggio, l'ipotetico passaggio di questa mazzetta in casa di Orsoni. Orsoni dice, io non so niente perché questi soldi li ha chiesto Mazzacurati, il PD, cioè Zoggia
Marchese e poi c'era anche Mognato, no? Ha fatto anche i 3 nomi. Sono questi che hanno insistito, io non sapevo nulla. Allora i magistrati in qualche modo gli danno ragione e dicono: è dunque perfettamente plausibile che la consegna a domicilio riferita da Ligier Mazzacurati sia stata la semplice collocazione di una busta anodina, non so, sarà una busta, non lo so, com'è la busta anodina, in una stanza qualunque con vereconda indifferenza, sembra un brano del Manzoni, cioè Permessi Sposi, seguita dalle consuete reciproche manifestazioni di cavalleresche cortesie. Non so anche qui cosa significa, ma del resto nessuna persona ragionevole può pensare che un tale incontro, comprensibilmente imbarazzante per entrambi, si sia concluso con una metodica verifica contabile di una frusciante mazzetta, non so, frusciante. No, la domanda è, Orsoni dice, io glielo chiedo come uomo politico, no? Uomo di mondo che conosce anche quali sono i rapporti tra politici a Venezia e altrove, ma Mazzacurati dice: sono stato 11 volte in casa del sindaco e ho consegnato dei soldi una volta in un pacco. Lui dice di non averli mai visti. Non lo deve chiedere a me, guardi. Io penso che se il sindaco Orsoni oggi gode della libertà dopo un po' di giorni è perché ha chiarito, e non so quanto... Poi forse ha anche parlato, probabilmente ha fatto nomi. Ha chiarito la sua posizione. La notizia del patteggiamento non so se sia vera, andrebbe a suffragare il fatto che comunque nel chiarire la posizione l'ha anche circostanziata rispetto ad eventuali responsabilità. Dico semplicemente che questa è una partita che il sindaco ha vissuto e vive e ha negoziato, o forse il termine è sbagliato, ha vissuto con i magistrati, punto. Non so nulla giustamente non posso sapere nulla di cosa è accaduto e quali siano le versioni. Per cui io prendo atto del fatto che il sindaco oggi non ha più un provvedimento restrittivo e che i magistrati hanno avallato questa situazione, per cui immagino che ci siano intercorse delle novità. Dall'altro devo dire, mi lasci dire che do ragione su una cosa ad Orsoni, quando dice PD farisei, no? È una roba scandalosa, cioè il giorno dell'arresto, che è il 4 giugno di quest'anno, partono i provvedimenti restrittivi, tra i quali viene coinvolto con gli arresti domiciliari anche il sindaco Orsoni. Ne viene fuori che il PD, riconducibile al suo partito, è il sindaco della città, cioè Orsoni insomma non è il sindaco della Lega, e il consigliere del PD Marchese, il quale è stato anche capogruppo del PD. Esatto. Bene, la prima cosa che dice il PD cosa dice? Cioè, uno dice mi scuso i cittadini, oppure può dire fuori subito dal partito, no, dice Zaia si deve dimettere. Zaia si deve dimettere. Perché rispetto a chi? Rispetto all'arresto di chi? Zaia si deve dimettere. Dopo esce Renzi e dice vergognatevi, state zitti, pensate ai vostri. E poi ancora, se non basta, il PD regionale manda una circolare a tutti, l'abbiamo vista tutti, con scritto nuova segreteria del PD, e scrive il sindaco Orsoni e il Marchese non sono del PD, non sono tesserati del PD. Cioè, dico, ma cosa che ha detto anche Orsoni, in fondo. Ha detto, io non sono mai stato iscritto al Partito Democratico. Ma Orsoni ha ragione, io ho letto una dichiarazione, ha ragione quando dice ma come si fa a scaricare il proprio sindaco? Cioè, piuttosto di guarda, il sindaco ha sbagliato, si dimetta e chiarisca le proprie posizioni. Il sindaco è giusto che abbia modo di chiarire le proprie posizioni, ma nel frattempo chiuda questa parentesi. Ma tu non puoi scaricare un amministratore, perché vuol dire che pensi che i veneti siano degli imbecilli. Cioè, un esponente del PD che è andato a dire ai veneti il sindaco non è del PD, vuol dire che tratta i veneti come degli imbecilli. È come se io andassi a dire che Salvini non è della Lega, piuttosto che il sindaco Bitonci non è della Lega. Ma io dico, insomma, dove sta sta gente? E l'unica roba che ha saputo dire, Zaia si deve dimettere. Poi oltretutto... Cioè, scusi, Zaia, me lo dico da solo, che è l'unico che è illibato su tutta sta vicenda, cioè che non ha uno striscio, anzi vedo che qualche cialtrone, il suo collega, me lo lasci dire, si avventura anche utilizzando frasi dove io sono citato in negativo,
nel senso che sono citato come un problema, per trasformarlo in una citazione comunque che poteva essere, cioè, dico, una vergogna. Ecco, chiariamo questo punto, perché oggi sul Corriere del Veneto è uscita una notizia in cui si dice un neo per Zaia perché telefonò a Mazzacurati per sapere se i giornalisti che sarebbero arrivati per una conferenza stampa sul Mose sarebbero stati pagati dal consorzio. Guarda, primo, io non ho mai telefonato in vita mia a Mazzacurati, a tutti i suoi amici, parenti e affini, punto. Chiaro? Secondo, dal primo giorno, tutti si sono messi a ridere, però oggi vedete che quella direttiva torna buona. La direttiva contro il miliantato credito che feci, ne feci due di importanti direttive, una dicendo si ricevono le persone all'interno della regione, non in giro per i ristoranti, e tenendo anche un verbalino dell'incontro, dissi a tutti i miei dirigenti. Due, la direttiva contro il miliantato credito, scrissi a tutti i miei dirigenti dicendo nessuno si presenti a nome mio, lo scrissi anche all'associazione. Quindi, ecco, questa è una telefonata che ha fatto il mio portavoce. Appena insediato fu invitato a visitare i cantieri del Mose, l'opera più grande in Veneto, e lì vennero un sacco di giornalisti, tra i quali anche una decina di stranieri a vedere sta opera. Sì. Il Mose, sì, non una conferenza stampa su altre robe, sì, il Mose, sì, il portavoce, io l'ho scoperto da sto articolo, però non lo sapevo neanche, non è che so cosa fa un mio ha chiamato quelli del Mose e gli ha detto siccome arrivano i giornalisti stranieri gli ospitate voi, e loro hanno risposto di no, punto. Basta. È lineare, no? È chiusa qui, sì. Il portavoce, dottor Beltotto, dichiara anche Zaia non sapeva niente, questi qua sono lavori che fanno d'ufficio loro. Non si può trasformare una roba del genere. Zaia chiede aiuti per i giornalisti. Quando inizia il tritacano. Ma io dico, ma sta gente che scrive, quando va a casa la sera guarda i suoi figli negli occhi, cosa pensa? Tuo papà si è comportato bene oggi? Lo dico a tutta sta gente. Presidente, a proposito di giornali, di insinuazioni, di notizie varie più o meno attendibili, è uscito l'Espresso, il numero appena uscito in edicola, dove Belsito la chiama nuovamente in causa in un episodio dove rispetto a sue rivelazioni su questioni legate a Gobbo e a Tosi, perché ha chiamato in causa pesantemente Tosi e Gobbo, lei non avrebbe commentato, cioè questo parlava e lei non Guardi, gli dico questo, faccio pubblicità contro i miei interessi, andate a comprare l'Espresso, andate sta settimana a comprare l'Espresso, lo trovate tutta la settimana, in copertina alla faccia di Baita, aprite le pagine, trovate un articolo dove sono io in foto con Tosi, leggete tutto, prendete una penna e dove trovate il mio nome segnate la riga. C'è solo una righetta così, c'è una foto grande così e c'è una righetta così, dove Belsito dice c'erano tangenti in Veneto, roba del genere, ne ho parlato con Zaia, l'ho detto a Zaia, sì, nel senso che Belsito dice, dice più o meno, sono venuto a conoscenza che qualcuno pagava qualcuno della Lega, ho detto a Zaia e dice Belsito, e Zaia non ha commentato. Sì, esatto. Questa è una notizia vecchia, ancora di interrogatorio di Belsito. Io ho fatto denuncia per calunnia a Belsito in procura a Milano, perché io di sta roba non so niente, ma zero, sono due parole. Siccome bisognava fare l'articolo sul Mose, fare tutto il settimanale sul Mose, e su di me non c'era niente, l'unica roba è stata andare a riesumare una roba che non c'entra niente col Mose, per il quale io ho fatto io la denuncia e tirata fuori. Andatelo a comprare, così vedete la serietà di chi scrive. Facciamolo anche vedere, già che ci siamo, copertina, vedete. Scusi, posso far vedere una roba? Come no? Mi perdoni. Guarda, la faccio vedere io, ecco qua. Questo qui è l'articolo, non so se lo inquadrate, eccolo qua. Lo vedete bene, un bel articolone grande. Stai a vedere che... posso fare una micro lezione di lettura in comunicazione? Come no? Stai a vedere che anche la Lega... e poi prendere le tangenti. Ecco, voi sapete che con un titolo così non si può mai querelare, perché è tutto ipotetico. Non è che dice la Lega prende tangenti e questi vanno in galera, perché vanno in galera quelli che hanno scritto l'articolo. Ma siccome c'è scritto stai a vedere, tu non puoi dire niente. Allora anche i cittadini imparino a leggere queste robe. Poi tutto il bello articolone, lo vedete, per trovare una mezza riga con scritto Zaia. Allora, se questa è la serietà, scusatemi, io rispetto il lavoro di tutti, anche dei giornalisti, anche dell'Espresso.
che è un giornale che comunque ha dei validi professionisti. Ho avuto modo anche di parlare ieri con l'articolista, però dico onestamente, in un momento nel quale i cittadini vogliono onestà, io non dico che mi devi dare la patente di onestà, però se non hai informazioni su di me e sul Mose non ce ne hai, perché lo si capisce dall'articolo, perché non si cita neanche, non andare a riesumare una dichiarazione che ha fatto 1 o 2 anni fa, per il quale è stato anche denunciato. Cioè, io lo trovo scandaloso, tutto qua. Comunque andatelo a comprare, saranno contenti quelli dell'Espresso, andatelo a comprare, leggetelo e poi ognuno trarrà le proprie conclusioni. Prego, questa è sua. Grazie, sì. Poi tra l'altro qui si tira di nuovo in ballo, insomma, la Family, no? Quello che, i soldi che arrivarono a Bossi, a Riccardo, a Renzo, insomma a Rosenauro. Posso fare una domanda? Guardi, glielo dice uno non bossiano, uno che pensa col suo cervello, non con quello della segreteria del partito, a prescindere che sia segretario, uno che si è sempre dimostrato svincolato dalle pacciole della politica, da tutti i discorsi segreterie, riunioni, queste robe che sono solo inutili perdite di tempo. Io faccio una domanda: che fine ha fatto tutta questa mega inchiesta? Dove è finita? Dove è finita? Cioè, in quei giorni sembrava che venisse giù il mondo. Dove è finita? Uno ha avuto il rimborso dei panini, no? Cioè l'autista gli ha rimborsato i panini e addirittura dopo una settimana è uscito anche il libro dell'autista, no? È uscito il libro, cioè, ma la gente non ragiona, cioè, scandalo, dopo una settimana c'è già un libro che gira. E diamanti, tutte queste robe, ok, noi abbiamo fatto pulizia, rigore, Bossi non è più segretario, eccetera, però dove è finita questa inchiesta? Beh, Belsito è stato arrestato, no? Sì, ma Belsito è stato arrestato per robe sue, sì. Poi vorrei ricordare, beh, certo. Vorrei ricordare che la partita è una partita molto più complicata, però dico, anche qui dobbiamo pretendere giustizia, ma fino in fondo, perché cioè, non è, ma non lo dico per difendere nessuno, sa. Io mi chiedo sempre, ma quando leggo, vedo la notizia in prima pagina, poi c'è un seguito, oppure che fine hanno fatto queste robe? Spesso svaniscono nel nulla, no? Le inchieste, non si sa più niente, anzi poi quando ci sono le assoluzioni si danno 2 righe perché non so, io mi fa notizia. Chiedo, Montepaschi, ma che fine ha fatto sta roba? Perché oggi di Montepaschi si parla dell'aumento di capitale in borsa, ma non c'era tutti che dovevano essere arrestati, ergastoli, dove è finita la roba? Cioè, allora mi chiedo, ma quando cala la tensione sparisce tutto? Senta Presidente, è chiaro che allora, i suoi avversari cavalcheranno la questione di Chisso fino a siamo già in campagna elettorale, no? Ormai ma hanno già smesso 2015, di cavalcarla. Hanno già smesso. Perché tutti i miei avversari hanno tanti di quei casini in casa loro ed hanno avuto la sfortuna che la Lega non c'entra niente con questa vicenda del Mose, per cui se lei ha notato sono spariti tutti dai giornali. Del resto Renzi li ha chiamati all'ordine, perché se continuavano così per altri 2 o 3 giorni demolivano il partito, perché con i guai in casa a parlare della casa altrui che non ha problemi ci vuole veramente fegato. Per esempio, lei pensa che i problemi all'interno del PD, compreso l'arresto di Marchese, la questione di Orsoni e anche a Padova, insomma dei guai vari, abbiano favorito la nomina di Bitonci o è solo merito di Bitonci, nuovo sindaco? No, Bitonci aveva un progetto infallibile, un ottimo candidato, un sindaco che comunque è conosciuto, un sindaco che comunque ha fatto bene a Cittadella, e i padovani avevano bisogno di un sindaco che desse una risposta sul fronte dell'ordine pubblico, della legalità, della pulizia, del rigore della città. E non è che il sindaco uscente di fatto poteva garantire questo, visto che non l'ha mai fatto prima, e lo hanno mandato a casa, punto. Io non c'ho altro da dire, non voglio infierire. E prova ne sia che Bitonci è lì da 3-4 giorni operativo, è già iniziato con le ordinanze, già inizia la pulizia, e sono convinto che Padova diventerà come quella che noi ci ricordavamo con la Treviso, la piccola Atene, no? Bitonci saprà bissare l'effetto Treviso, ma in maniera molto più esponenziale, visto considerato che Padova è la città delle città per il Veneto. Senta, tornando, scusi, di nuovo al Mose, poi ogni giorno saltano fuori altri nomi, no? Si è parlato di Gianni Letta, di Renato Brunetta, si è parlato di Enrico Letta, anche tanto per cambiare. E poi una cosa ha detto Orsoni ieri, che glielo chiedo perché, anche se lei non ha niente a che fare col comune, però Venezia, dico, lei ha la sede della regione a Venezia, ma Cacciari, ha detto Orsoni,
è stato aiutato altrettanto adeguatamente da Mazzacurati come sono stato aiutato io. Questo cosa vuol dire? Che anche Cacciari secondo lei veniva finanziato da Mazzacurati? Guardi, io non lo so, questo non glielo so dire, se lo dice Orsoni avrà motivo di dirlo. Giorgio Orsoni è una persona intelligente, se dice una roba vuol dire che sa che è così, non lo so, non glielo so dire. Io mi sono fatto un'idea, se vuole che gliela dica tutta fino in fondo, penso che la disponibilità di risorse fosse alta, e questo lo dice Baita, che dice dobbiamo inventarci i lavori, e questa disponibilità a volte magari si traduceva, lo dico forse, immagino, non lo so, e si evince, per cui non voglio neanche prendermi querele, magari a volte non serviva neanche far favori, no? Era un sistema per tenere un po', come si vede, tutta l'aia diciamo allegra, così. Allegra, cioè, nel senso, immagino che se c'era un problema, mi metto anche nei panni di un'amministrazione, se c'era un problema a Venezia, un problema anche della città, non voglio sopra di problemi personali del partito, arriva il disgraziato che è senza lavoro, che ha famiglia e tutto, magari qualcuno gli veniva in mente che la prima roba da fare, chiamo il consorzio che me lo assuma. Saranno accadute anche delle cose, come si vede, in buona fede, però ho l'impressione che i magistrati non si siano concentrati su quelle in buona fede, assolutamente. Si sono concentrati sulle porcherie. Senta, lei ha conosciuto e conosce Claudia Minutillo, no? Sì. Ovviamente, ma Claudia Minutillo ha un fare, diciamo, piuttosto dispotico anche con gli assessori, perché una signora elegante, distinta, che dice a Renato Chisso, ehi tu alza il culo e vieni a lavorare, insomma uno resta abbastanza interdetto. Voglio dire, ci sono anche dei modi e degli atteggiamenti di questi, anche la spocchia, cioè se tu vai a vedere ciascuno dei coinvolti e ci pensi un attimo, dici, se la tiravano un po', e mi chiedo come mai. Allora, io l'ho conosciuta professionalmente perché l'ho conosciuta quando era la segretaria di Galan e quando Galan era il presidente della regione. Non posso dire nulla rispetto alla sua attività, peraltro era anche efficientissima, sì, cioè, una stoica e anche efficiente per il lavoro che doveva fare. E dall'altro poi ho letto una sua dichiarazione l'altro giorno, dice io ora sto dalla parte della giustizia, penso che sia una delle grandi accusatrici. È vero. E la spocchia, l'arroganza, non so come la vuol definire, anche come si può dire, penso che sono convinto, leggendo anche alcuni passaggi di alcune intercettazioni, non loro ma anche di altre persone, ne viene fuori forse dall'altro, se non un delirio di un'impotenza, anche un'idea di impunità. No? C'è gente che parla di cose che anche un cittadino normale non direbbe al telefono. Giusto. Ma del resto io poi mi sono detto, se tu sai che c'hai il comandante della finanza, 3-4 magistrati giusti sui posti giusti, e qualche prete giusto che ti difende nel momento che ti dà la soluzione pubblica, e i servizi segreti e un bel po' di funzionari dello Stato, tu dici vabbè, Zaia me lo faccio a rosto, non c'è nessun problema. Quindi dico che il lavoro che stanno facendo questi magistrati, se sarà dimostrato, non sarà tanto l'aspetto positivo di aver scoperto il malaffare e di punirlo, ma sarà quello veramente di aver smontato una macchina impensabile. Diciamola fino in fondo, nessuno si aspettava una roba del genere. Sì, francamente. Cioè, anche volendola ragionare in maniera più estrema, ci saremmo aspettati che possa succedere che qualcuno si è fatto pagare la campagna, queste robe qua. Ma qui ne è venuta fuori che farsi pagare la campagna è una roba da 4 soldi. Sì. Poi le dirò, quando tu scopri che qualche funzionario pubblico va negli alberghi a 1.000 euro a notte, forse qualche domanda la devi fare, no? È inutile poi andare a Cortina a rompere le palle ai negozianti, a controllare quelli che quando magari quelli che controllano sono quelli che vanno negli alberghi a 1.000 euro, perché poi questo è quello che succede. Allucinante. Guardi, oltretutto le notizie che hanno riguardato i vertici della Guardia di Finanza in questi giorni, il numero 2 indagato, arrestato il comandante della Guardia di Finanza di Livorno, insomma fanno veramente... Sì. Impressione. Però vorrei dire una cosa, la Guardia di Finanza è anche la Guardia di Finanza sana, che fa le inchieste, certo. è la Guardia di Finanza comunque del comandante che ha detto faremo pulizia, Anzi, questi che hanno fatto l'inchiesta sul Mose sono andati a prendere un loro generale, il numero 2 il numero 2 in quella struttura vuol dire l'uomo operativo. Esatto. Ho letto un'intervista del generale Capolupo, che è il capo supremo della Guardia di Finanza, ha detto bisogna fare pulizia. Ma è la stessa Guardia di Finanza che ha condotto questa indagine.
Vorrei ricordare che con il colonnello Nisi, che oggi non c'è più, è stato trasferito a fine indagine, è un colonnello che è quello che ha fatto un'indagine che ha portato all'arresto del suo capo supremo, per cui non è neanche giusto colpevolizzare il corpo della Guardia di Finanza. Diciamo che qualche mela marcia sembra ci fosse, ed è bene che sia fatta chiarezza. Senta, la chiudiamo qui questa parte, però prima le giro una domanda che mi ha supplicato di rivolgerle un artigiano di Venezia, un maestro artigiano di Venezia, Gualtiero Dall'Osto, che era qui l'altra sera. Mi ha detto: chieda a Zaia per cortesia se ritiene legale una repressione fiscale del 70%. È legale in base alla Costituzione che dice che ognuno deve dare il proprio contributo? Ma no, in base... lei lo sa, ne abbiamo parlato spesso anche qui con lei, 68,5% oggi è la pressione fiscale, quindi ha ragione, quasi 70%. No, siamo fuori mercato. Cioè noi abbiamo un paese nel quale pagare il 68,5% di pressione fiscale contro una media europea del 46% vuol dire che noi siamo fuori mercato. Cioè i nostri partner europei pagano 22 punti in meno. Vorrebbe dire che se siamo tutti europei qualcuno dovrebbe intervenire, l'Europa sull'Italia, dicendo: ma cosa stai facendo gli italiani? La verità è che l'Europa non conta niente. La verità è che l'Europa è quella dei burocrati, la verità è che l'Europa è quella dell'OGM, che siccome ha talmente tanta pressione multinazionale è riuscita a partorire comunque un provvedimento che ci può anche star bene, che dice: a questo punto sugli OGM ogni Stato faccia quello che vuole. Non è neanche riuscita a vietare gli OGM in Europa. Presidente, grazie per ora. Andiamo in pausa, un po' di pubblicità e poi torniamo con il governatore del Veneto Luca Zaia, ancora l'inchiesta sul Mose, il lavoro, l'economia e l'approvazione in Consiglio regionale del referendum sull'autonomia e sull'indipendenza. Tra pochissimo, state con noi, grazie.